Cordiale saluto, gentili amici e amiche, la visione all'ascolto, torna a linea diretta per quanto riguarda le notizie del mattino. Tra qualche istante ci collegheremo in diretta col nostro ospite, Giuseppe Napoli, che è il presidente della Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, e lo vediamo già, io lo vedo già in bassa frequenza e ve lo metto già in visione. Eccolo qua, buongiorno Presidente. Buongiorno a voi e ai vostri telespettatori. Bene, allora tra poco con lei parleremo, conosceremo bene che cos'è la Federsanità ANCI, parleremo con lei per quanto riguarda il 2020 e prospettive 2021. Però prima di andare con l'ospite, vi diamo proprio due notizie che ci sono giunte nel frattempo in mattinata in redazione. Partiamo da un incidente stradale accaduto nei pressi di Aviano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle 8 di questa mattina per un tamponamento tra due auto nella zona industriale di Aviano. Nell'impatto uno degli occupanti è rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo, estratto, portato poi successivamente, grazie anche al pronto intervento dei vigili del fuoco, all'ospedale di Pordenone per le cure del caso. Per fortuna pare non in pericolo di vita, insomma botte sì, però quello che conta è che potrà uscire presto dall'ospedale. Chiaramente disagio la circolazione, i vigili del fuoco hanno lavorato tutta la mattina per poi sistemare, mettere in sicurezza la sede stradale. Adesso ci spostiamo però in quel di per la precisione in quel di Marano, perché la notizia è arrivata questa mattina. Ci sono 16 positivi all'interno di un albergo di Marano, si tratta tutti componenti di praticamente italiani e stranieri, cosiddetti trasfertisti che lavorano nella zona industriale di San Giorgio di Nogaro. Dicevamo 16 positivi che verranno, anzi sono stati trasferiti per la precisione già nella tarda mattinata in una struttura per la quarantena a Gorizia. Altri 20 invece verranno spostati in quarantena nelle strutture di Udine e Trieste, che sono, come si dice, destinate a questo tipo di per il periodo insomma del Covid. Allora, rimanendo un po' legato a quello che abbiamo parlato proprio nell'ultima notizia, volevo sentire proprio dal presidente della Federsanità ANCI, insomma, prima di andare a capire un po', Presidente, di cosa si tratta, visto che lei è stato anche amministratore locale per tanti anni, ne conosce, come si dice, un po', conosce bene la macchina burocratica, però vediamo che per quanto riguarda questi casi, no, di positività e via dicendo, purtroppo l'asticella si alza e si abbassa. Direi proprio di sì, direi che ormai praticamente a febbraio sarà un anno che siamo ormai, come dire, in trincea. È in trincea il sistema sanitario regionale, ma credo che sia in trincea il sistema economico regionale e le nostre comunità. Quello che lei ha dato come notizia poco fa riguardo la comunità di Marano certamente non è una situazione, come dire, rassicurante. Ecco, giusto per la Però cronaca, mi permetta, Presidente, nel caso in cui magari in questo momento si sia collegato, ci sono collegati i nostri amici alla visione all'ascolto, non ci sono casi di Covid a Marano, c'è stato all'interno di un albergo dove sono ospitati, ripetiamo, dei cosiddetti trasfertisti, cioè italiani e stranieri che lavorano nella zona industriale di San Giorgio, che purtroppo sono stati trovati positivi al Covid e sono in corso le procedure per il trasferimento nelle strutture per il periodo, come si dice, di quarantena. certamente, certamente, evidentemente il problema riguarda operatori, lavoratori che sono in trasferta in quell'area e a Marano risiedono temporaneamente, ci mancherebbe, ma è comunque una preoccupazione, è comunque un allarme perché queste persone in ogni caso vivono per necessità di lavoro in quell'area lì e evidentemente questo tipo di contagio bisognerà capire da dove è partito e qui si innesta una riflessione. Se c'è una questione che secondo il mio modesto avviso non ha funzionato come doveva in questa seconda fase pandemica è la capacità di tracciare, il tracciamento dei casi, dei contagi. Su questo evidentemente, come dire, ci siamo un po' smarriti ed è non tanto una critica al sistema regione, è una critica al sistema complessivo della sanità territoriale, perché questo tipo di attività generalmente vengono svolte dal territorio, dai dipartimenti e anche, perché no, dall'attività dei medici di medicina generale, dai distretti, cioè coloro che stanno in prima linea. Quando si arriva all'ospedale si è già in una fase, tra virgolette, conclamata
di contagio. Quindi tu arrivi in ospedale perché il più delle volte hai sintomi chiarissimi, e poi c'è tutta la chiaro. fase prima e la fase dopo. Direi che su questo questa pandemia ci deve insegnare come non dovrà essere la medicina del territorio. Una medicina Certo. dovrà essere molto più Mhm. presente, molto più presente. Senta, Presidente, molto spesso si paragona questa pandemia da Covid-19, si fa il solito paragone con l'Orcolat del 76, no? Il famoso anno zero, anno di ripartenza del Friuli. Ancora oggi ricordiamo, in particolare per quanto riguarda quando succede un terremoto in Italia, la prima cosa si parla sempre del Friuli, no? Per il post, ricostruzione e via dicendo. Ecco, dicevo, si fa questo paragone. Secondo lei, col dovuto beneficio di inventario, chiaramente, potrebbe essere un incentivo per migliorare, cioè arrivare a quello che ha detto lei adesso, cioè magari fermarsi un attimo e dire sì ragazzi, abbiamo fatto degli errori, cerchiamo di togliere quello che non serve e partire subito per dare un chiaro messaggio non solo de facto ma anche de jure ai nostri cittadini. Guardi, il terremoto ci ha insegnato che in questa zona del nostro paese, dell'Italia, sono state fatte cose eccezionali da una comunità eccezionale. Io non vorrei essere pessimista, temo che questa vicenda non ci trova in una situazione, come dire, di eccezionalità. E questa pandemia, peraltro, ha un brutto andazzo, perché è un andazzo praticamente che non si esaurisce come il terremoto in una fase acuta e poi dopo, come dire, dal disastro devi ripartire. Chiaro. Possiamo Quindi, dire, mi permetta Presidente, possiamo dire che mentre il terremoto avevamo, come si dice, un nemico visibile, in questo momento stiamo combattendo un nemico invisibile, oppure che nel contesto sa come il camaleonte trasformarsi in base alla situazione? è un nemico pericolosissimo perché ha cambiato il nostro modo di vivere, e io vorrei lanciare un appello, una forte preoccupazione. Ha cambiato evidentemente il modo anche di lavorare, e per fortuna che ancora si riesce a fare determinate attività, ma ha cambiato soprattutto la vita sia degli anziani e delle giovani generazioni. Se dovessi dire quali sono le situazioni di maggiore emergenza che emergeranno dopo questa pandemia, a parte la questione economica generale, sarà come saranno cambiati i nostri adolescenti e i nostri giovani, io credo purtroppo non in meglio, ahimè, e come vivranno anche i nostri anziani, quelli che fortunatamente sono sopravvissuti Certo, ai tanti morti che ci sono stati, e mm, non solo in casa di riposo, perché tutti parlano dei certo. morti in casa di riposo, ci sono Tra anche tanti l'altro, morti. Presidente, lei mi può confermare, ci sono delle persone che, viva Dio, sono riuscite a, come si dice, a passare il calendario, a fare il centenario, no? E anche oltre, che hanno vissuto situazioni incredibili, no? Stanno vivendo oggi una pandemia e hanno già vissuto 2 guerre mondiali, carestie e addirittura terremoti, no? Cioè, questi È addirittura vero. hanno una memoria storica non di poco conto, no? E noi dovremmo preservare, come preserviamo delle reliquie, perché questi sono la memoria storica di come siamo cambiati, di come siamo diventati quello che siamo, di come è diventato il Friuli, una terra straordinariamente importante per noi che ci viviamo, ma anche per il sistema paese. Ma questa vicenda della pandemia credo che ci abbia profondamente toccato, e Certo, credo che sarà, lo dico con un pizzico di preoccupazione, sarà molto lavoro per specialisti in psichiatria e in psicologia, perché ci sono tante persone che da questa vicenda devono lentamente ricomporsi e riprendersi la propria vita. Alcuni chiaro. fanno fatica anche a uscire con la paura che possono essere contagiati. E questo Beh, evidentemente in non è. effetti sono d'accordo con lei, le abitudini sono completamente cambiate. Io sono fortunato perché abito in campagna e nel periodo del lockdown totale avevo la possibilità comunque di starmene fuori, fare il giretto nel campo, avevo solo campi, come si dice, avevo la fortuna di avere anche gli animali con cui a volte si dialoga meglio e capiscono meglio loro rispetto a quelli a 2 zampe pensanti, no? Mettiamoci invece nei panni di chi non per forza vive in città, ma addirittura vive anche in un paese dove c'è un palazzo, e questo più di andare nel cortiletto giusto per fare il giro o malapena muoversi, chiaramente diciamo così il nostro grano salis rischia di andare fuori giri, no?
E non solo, aggiungo che una delle cose che più mi preoccupa in questa fase è il ritardo complessivo del sistema paese, dell'Italia e anche, se volete, della nostra regione, a far ripartire le scuole. Le scuole sono fondamentali, ma non solo per l'insegnamento, sono fondamentali perché questi ragazzi hanno, dopo mesi e mesi che sono rimasti a casa in didattica a distanza, e sappiamo, e qui si innesta un altro problema, quanto è faticoso anche fare la didattica a distanza in realtà dove ancora la banda larga non è arrivata, dove i wifi sono ballerini, dove le linee spesso sono altalenanti. Quindi questi ragazzi dobbiamo assolutamente riportarli il più Certo. prima possibile nelle scuole. Io direi che questo è importante come il lavoro. È importante, fondamentale continuare a lavorare e, se possibile, a lavorare ancora di più, visto che dobbiamo recuperare ritardi, e dall'altra dobbiamo assolutamente riportare la normalità nel sistema scolastico. Possiamo dire, mi permetta Presidente, per continuare a fare anche dei paragoni, perché giustamente non tutti, come si dice, sono nati imparati, no? E giustamente bisogna anche fare, come lei giustamente sta spiegando in questo momento, dei passettini per non dimenticare, no? È un po' come la teoria dell'orto, non tutto si trova al supermercato, è facile, vai al supermercato, compri, ciao. Quando il supermercato è vuoto non vai da nessuna parte, no? Allora la cultura dell'orto classica, soprattutto nella civiltà contadina, in questo caso friulana, porta sempre avanti il discorso semena partirà su, no? E lei insegna, e lo ha detto, se i ragazzi continuano a rimanere a casa e tra motivi X, Y e Z si continua a far nulla, chiaramente prima o dopo si rischia di perdere non solo un bagaglio culturale, ma si rischia di seminare il nulla. Esattamente, io vivo come vive lei, direttore, in un piccolo paese della Bassa Friulana a Brecenico, e posso testimoniare che ho visto anche i nostri ragazzi cambiati, ma non in meglio. Li ho visti più, come dire, più preoccupati, li ho visti più ansiosi, meno sereni. È chiaro, davanti a una guerra, perché questa è una vera e propria guerra che Sono stiamo d'accordo con combattendo. lei. È una guerra. Allora, io credo che noi alla fine, dal punto di vista sanitario, mi faccia tornare nelle poche cose che penso di poter essere utile. Dal punto di vista sanitario, sono convinto che nell'arco di quest'anno, in qualche maniera, con i vaccini, con Pfizer, ma anche con gli altri vaccini, riusciremo probabilmente a fare una vastissima fase di vaccinazione. Anche i più agnostici alla fine dovranno rassegnarsi, e questa è quasi una necessità per loro e anche per noi. Quello che invece sarà più difficile da ricostruire, e questo è un aspetto che viene immediatamente dopo, sarà il tessuto economico devastato da questi ritardi. Penso alle partite IVA, sono veramente quelli che pagheranno il dazio più alto in questa vicenda, e soprattutto il sistema, come dire, anche delle relazioni sociali, che passa attraverso la scuola, ma non si esaurisce nella scuola. Cambierà, secondo me, sta cambiando il modo di vivere. Io non so se saremo così bravi come dopo il terremoto a riprenderci, me lo auguro. Forse in questa regione siamo abituati, come dire, a lavorare sodo, e ce la faremo, ma vedo per un paese complessivo come il nostro, così variegato, questa vicenda segnerà il passo. E qui mi fermo, perché dovrei fare una valutazione più di natura nazionale, cioè come può pensare un governo che basta solo mettere soldi vicino per risolvere tutti i problemi? Non sono esattamente solo questi, sono problemi di organizzazione, di capacità di spesa, cioè non basta dire, raccontarci che ci sono tanti soldi. Io dico Chiaro. sempre, per raccontare che ci sono i soldi e far arrivare i soldi nelle tasche dei cittadini, spesso ci passa troppo tempo. E questo è uno dei grandi difetti di questo paese. Senta, Presidente, lei abbiamo detto ha un passato, uno storico molto importante, no? Per quanto riguarda anche la sua esperienza di sindaco comunque di una piccola località, ma sempre importante, perché piccolo o grande il sindaco cambia poco, no? Come si dice in questi casi. E fa parte anche in un certo senso di quella vecchia politica, nel senso vecchia politica che a volte è un termine dispregiativo, però che invece oggi, nei tempi moderni, è molto d'attualità, no? Quella vecchia politica che ti faceva fare la scuola, no? Prima di arrivare, non è che arrivava il tizio, non è che andavi su internet
o il primo che vendeva bibite per strada, adesso non per far polemiche, lo mette a fare il ministro degli esteri, o uno che partecipa a un reality diventa capo, addirittura responsabile della comunicazione del premier, tanto per essere chiari. Ma ripeto, non voglio fare polemiche. Lei mi insegna che se non hai, una volta si doveva fare chiaramente il passettino, no? Lo scalino una volta, un scalino uno dietro l'altro. Se eri bravo rimanevi, se non eri capace magari qualche scappatoia la trovavi, ma anche lì se non eri capace andavi a casa. Ecco, oggi come oggi, quel vecchio insegnamento di quella politica cosiddetta vecchia, come viene definita oggi, quanto sarebbe utile per cercare magari di uscire dal pantano in qualche maniera? Direttore, la ringrazio per la domanda. Io sono orgogliosamente appartenente alla vecchissima Repubblica. Non ho nulla di cui vergognarmi. Se ci sono stati errori, e ci sono stati sicuramente errori negli anni '80, sicuramente ce ne sono stati anche parecchi, però di quella classe politica io rimpiango il fatto che non c'è la formazione, che uno arriva e si viene precipitato, viene letteralmente lanciato a livelli istituzionali alti, in qualche caso altissimi, ma secondo me è alto anche fare il sindaco, se dovessi dire la mia opinione. Oggi è una delle figure più importanti, lo era anche prima, ma mai come oggi. E anche lì spesso non c'è, o perlomeno non c'è esattamente la carenza, non c'è, come dire, la presenza di Certo. formazione. Scusi, solo per dovere di cronaca, non è che se Atene piange Sparta ride, nel senso che anche nel centrodestra abbiamo dei personaggi che a dir poco da teatro, da cabaret più, che neanche non fanno ridere nemmeno nel cabaret, presenti magari in regione e anche nelle varie camere della Repubblica Italiana. Sì, non è che solo da una parte, anche dall'altra, insomma, dovremmo fare un elenco lungo, insomma. No, ma io non voglio minimamente pensare che un campo è meglio dell'altro. Io facevo una considerazione e una riflessione sul fatto che se manca la formazione, se manca la politica dei piccoli passi per arrivare a determinati posti, tu non arrivi perché sei in quel giorno capitato lì per caso. La cosa più difficile è restarci in quei posti e soprattutto essere in grado di reggere, come dire, ai cambiamenti che stanno avvenendo. E devo dire che questo è un problema, salvo ovviamente le eccezioni che per fortuna ci sono, che in questa regione si avverte molto, ed è un problema né di destra né di sinistra né di centro, è proprio un problema di formazione. Lo dicevamo prima, ai giovani manca la scuola, per fare i rappresentanti nelle istituzioni e soprattutto Parlamento, Consiglio regionale e anche le cariche più elevate, manca formazione e manca soprattutto la cultura della pazienza. Le persone vogliono arrivare subito, presto e possibilmente con indennità molto alte. Il tema è un altro, devi arrivare perché in qualche maniera ti sei formato, sei in grado di reggere quella responsabilità e soprattutto sei rispettato anche dal punto di vista della tua comunità. E può essere che ti votino, ma poi il rispetto è una cosa che viene dopo, perché D'accordo con lei. si vincono le elezioni, ma la cosa più difficile è amministrare, non vincere le elezioni. Senta Presidente, noi abbiamo detto in apertura andiamo a conoscere un po' che cos'è la Federsanità ANCI per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Per un profano che in questo momento ci sta guardando e non sa che cos'è l'ANCI Federsanità, ecco, che cos'è? In poche parole lo dico subito, è l'associazione. Noi siamo nati dall'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che è l'organismo che mette vicino tutti e 215 comuni del Friuli Venezia Giulia. Nel 96 l'ANCI decise che bisognava occuparsi anche dei temi della sanità, sui temi dai quali i comuni erano stati messi in un angolo per cattive gestioni. Se penso in tutta Italia ai comitati di gestione che non sempre hanno brillato per capacità ed organizzazione, lo Stato decise di regionalizzare tutto e buttò fuori i comuni sostanzialmente perfino dalla programmazione. Noi come comune abbiamo detto che non possiamo stare fuori, mai come adesso è importante che i comuni si occupino del tema della salute dei propri cittadini, mai come adesso, specie in questo periodo pandemico. E nasce l'associazione dei comuni che raggruppa i comuni e le aziende sanitarie, i rappresentanti delle aziende sanitarie. Non è stato un percorso facilissimo all'inizio perché le aziende rispondevano e rispondono ancora oggi di fatto solo alla regione,
però in 25 anni possiamo dire senza giri di parole che si è creata una formazione sia da parte nostra dei comuni, in buona parte, e anche da parte delle aziende, questa idea che bisogna costruire assieme una serie di proposte e anche non solo di proposte, anche di attività concrete, perché non basta solo proporre, poi bisogna sporcarsi le mani, per cercare di rendere migliori i servizi sanitari, sociosanitari e soprattutto quei temi della salute, che non sono necessariamente l'ospedale. Il tema della salute riguarda complessivamente la qualità della vita dei cittadini che hai nelle nostre comunità, che passano sicuramente da un ospedale che funziona, da un distretto che esiste, da un medico di base che ti sta vicino, da un infermiere di comunità che serve per venire ad aiutare l'anziano quando è a casa, e anche da tutte quelle attività che riguardano l'uso del tempo libero e come usi questo tempo per cercare di migliorare la qualità della tua vita. Noi pensiamo che Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia abbia fatto questo percorso e negli ultimi anni, direttore mi consenta di dire, negli ultimi anni abbiamo associato a Federsanità tutte le case di riposo pubbliche praticamente, le 23 ASP, aziende pubbliche per i servizi alla persona, cito la Quiete di Udine, l'ITIS di Trieste, Umberto I, ma anche tantissime case di riposo comunali che sono venute dentro Federsanità per cercare soprattutto di avere una voce unitaria, per cercare di poter rappresentare meglio gli interessi delle proprie strutture e per cercare di parlare con una sola voce nei confronti del sistema regione. Mai come adesso abbiamo avuto bisogno e mai come adesso ci siamo accorti di quanto sia stato utile e, se vuole, anche, come dire, guardare avanti, mettere vicino queste realtà. Certo. 2020 l'ha già detto lei prima, facendo un po' un riepilogo di quello che è accaduto. 2021 cosa diciamo così, che progetti, che prospettive messe in campo praticamente da parte della Federsanità dell'ANCI? E io credo che il 2021 ci interesserà moltissimo ancora la fase post-pandemica o quella di uscita dalla pandemia. Quindi parlo per i nostri associati, case di riposo, aziende sanitarie. Credo che il nostro sarà un impegno il più possibile per cercare di agevolare il lavoro di chi sta in prima linea, che sono il personale che lavora in queste strutture, che sono soprattutto anche gli amministratori di queste aziende locali, e quindi noi saremo impegnati a stare vicino col piano di vaccinazione per stimolare soprattutto le persone, il maggior numero di persone possibili a farsi vaccinare. Il punto successivo saranno poi i progetti che sono in atto, e uno di cui andiamo molto, molto fieri si chiama FVG in Movimento, 10.000 passi, che è nato quasi in maniera scherzosa 3 anni fa, 4 anni fa, parlando assieme alla Direzione Centrale Salute e dicendo: ma perché non ragioniamo per cercare in modo di stimolare nelle nostre comunità il movimento? Direttore, siamo partiti quasi per scherzo. Il primo bando abbiamo avuto quasi 40 comuni che hanno aderito. Adesso è partito il secondo bando e pensiamo di farne altrettanti. Sono comuni che recuperano i loro tracciati pedonali, non tanto ciclopedonali, ma pedonali, strade bianche, strade asfaltate, che servono a queste nostre comunità per incentivare il più possibile il camminare. E su questo abbiamo degli esempi straordinari che io considero all'avanguardia, che sono quelli di San Vito a Tagliamento, di Casarza, dove sono organizzazioni che nascono dal basso e che si ritrovano 2, 3, 4 volte alla settimana per fare queste iniziative. E queste iniziative portano soprattutto a socializzare, tirare fuori gli anziani, ma non solo gli anziani, a farli muovere, a fare del movimento che è tutta salute e soprattutto, se mi consentite, guadagnare salute e risparmiare in termini farmaceutici e sanitari. Non è cosa da poco. Tra gli altri progetti, ricordo un progetto su cui noi stiamo molto interessati, ci lavoriamo da 20 anni, ed è l'affiancamento al Centro Regionale Trapianti sulla sensibilizzazione sul dono, sulla donazione. Adesso è possibile, attraverso i comuni, segnalare al momento del rilascio della carta d'identità il fatto che tu accetti
tra virgolette, di poter essere un donatore. E questo secondo me, mi permetta Presidente, questo è un ulteriore passo di civiltà del 2021, no? Quello di avere la possibilità da parte di tutti di poter donare una volta o in vita o comunque una volta passati, come si dice, a miglior vita, dare la possibilità ad altri di continuare in questa vita terrena usando anche parti del nostro corpo che a noi onestamente non ci servono più, tanto per essere chiari. Siamo talmente d'accordo, direttore, su questo, che quando siamo partiti 20 anni fa assieme al responsabile del centro regionale trapianti, le confesso che abbiamo avuto anche non poche difficoltà anche tra gli stessi comuni all'inizio per sensibilizzarli. Oggi questo è quindi segno che siamo tutti cambiati, e in questo devo dire in meglio, e ormai c'è la consapevolezza che uno in vita può disporre in maniera lucida, senza far decidere i propri congiunti, in maniera lucida cosa sarà, se vuole, di quello che rimane del suo corpo quando la vita non ci sarà più. E quindi, guardi, io le dico subito, io al compimento dei 18 anni ho detto subito questa cosa qua della donazione, sono d'accordo, eccetera. E ho fatto un esempio abbastanza banale. Quando la tua macchina o un utensile o qualcosa rimane a piedi, no? Si rompe, cosa fa? Si va prima di tutto nel recupero, si trova il pezzo, perché la macchina ormai non si usa più quella nel recupero, però ci sono dei pezzi dove tu riprendi per risistemare la tua macchina. Vale la stessa regola, una volta che non hai più niente da fare in questa vita, giustamente se hai il cuore, se hai qualsiasi parte utile per un'altra persona, perché può capitare anche a te l'inverso, in vita, giustamente lo si dà senza nessun problema, perché a me, piuttosto che marcisca con me nella tomba o venga bruciato, è meglio dare la possibilità a un'altra persona di continuare a portare avanti la sua esistenza. Certo, è un altro progetto su cui noi stiamo lavorando da anni. Ci ha lavorato anche su questo quando era sottosegretario Zoccano nel primo governo Conte, è il tema della disabilità e dell'abbattimento delle barriere architettoniche nelle nostre comunità, che sembra un aspetto secondario, ma invece è un aspetto assolutamente importante, perché la disabilità, no, è una cosa che può arrivarti, non è necessario, non è che uno nasce disabile, può diventare strada facendo durante la sua vita, certo. si diventa meno abili anche per questioni anche di anzianità, di vecchiaia, e c'è bisogno anche di una serie di cambiare anche il modo di progettare le nostre case, gli interni delle nostre case, l'accessibilità nei mezzi di trasporto pubblico. Su questo, assieme alla Consulta regionale disabili e assieme anche alle organizzazioni scientifiche di questa regione, siamo molto avanti. Abbiamo sviluppato in questi anni forme di collaborazione e di sensibilizzazione nei confronti dei comuni. Se vuole che le dica qual è il lavoro da Sherpa, di cui noi siamo molto orgogliosi, è quello di arrivare dappertutto. Noi vorremmo arrivare dal comune di Trieste al comune di Ligosullo di Drenchia, perché secondo noi vivere a Drenchia o a Ligosullo non può essere penalizzante. Deve essere una scelta di vita che uno fa, vive lì, ma non per questo non può essere privato di determinati servizi. Certo, non possiamo pensare di fare un ospedale a Drenchia, ma dobbiamo consentire che l'infermiere di comunità possa arrivare anche a Drenchia, come arriva nel quartiere di Trieste. Queste cose qui significa fare salute per tutti e portare i servizi al cittadino. Ecco, detto questo, non ne nascondo che c'è un problema, c'era prima della pandemia, adesso è tutto da vedere, c'era un problema chiaramente di risorse, ogni volta che toccavamo questi argomenti ci dicevano ma servono soldi e non ci sono, adesso invece, e qui le lancio una provocazione, sa cosa le dico? Che la pandemia porta una sola cosa di grande opportunità, porta risorse fresche che possono essere utilizzate per rendere meno complicata la nostra vita, migliorare i servizi sanitari. Io non entro nella polemica, MES sì, MES no, dico solo che un paese che ha tutte queste esigenze, tutte queste riorganizzazioni sanitarie da fare, non può permettersi il lusso di rinunciare così, come dire, a cuor leggero, a risorse importanti che ti vengono consegnate per migliorare le strutture ospedaliere, le strutture residenziali per gli anziani, le strutture per i disabili. Sono una parte importante della nostra quotidianità e noi ce ne accorgiamo spesso quando abbiamo bisogno che andiamo in ospedale, quando abbiamo qualcuno dentro, quando abbiamo qualche congiunto in queste strutture.
Ecco, vorrei che ci accorgessimo sempre, non solo quando abbiamo bisogno. D'accordo perfettamente con lei. D'altronde i soldi giustamente bisogna prenderli, il treno bisogna prenderlo quando passa e poi saperlo sfruttare bene, no? Non fare poi le solite cose all'italiana. E lì sono perfettamente d'accordo con lei. Io ringrazio il presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Napoli. Avremo, presidente, altre occasioni, insomma, speriamo anche positive, no? Ecco, Volentieri, speriamo. a Ecco, disposizione. per poter... Bene, io ringrazio anche i nostri amici e amiche alla Visione dell'Ascolto, vi diamo appuntamento intorno alle 15 con linea diretta, anzi linea notizie, chiaramente linea diretta, linea notizie giorno, perché avremo un altro ospite, parleremo di problemi legati al mondo del lavoro, avremo con noi un collegamento da Pordenone e parleremo con un sindacalista per parlare, insomma, capire cosa sta accadendo in particolare nel Friuli occidentale. Grazie all'ospite, grazie a voi e come si dice, manteniamo vivo sempre il nostro hashtag, come si dice nella lontana provincia dell'impero, mandi e alla prossima. Mandi. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, Food, Wine, Music e sei in pole position.